Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata dedicata a Vincenzo Russo, patriota e politico italiano, originario di Palma Campania. Oggi solo per voi un'intervista esclusiva. Salve, sono Giacomo Carrilla e oggi intervisteremo un ospite speciale. Ciao Gennaro. Ciao, grazie per avermi ospitato. Sappiamo che Vincenzo Russo dimostrasse essenzialmente l'indipendenza con l'uguaglianza. Ci sai dire in che modo tale concetto si applica al fenomeno migratorio che viviamo tutt'oggi? Certo, sappiamo innanzitutto che il pensiero di Russo è molto rilevante quest'oggi, soprattutto quando parliamo di migranti. Infatti le persone che vanno via dai loro paesi d'origine spesso lo fanno sia per problemi comunque economici che politici, però quando questi ultimi vanno in un altro paese spesso trovano dei problemi di disuguaglianza con le persone che ormai vivono nei paesi in cui si dirigono, poiché appunto magari hanno una superiorità sia economica che politica. Puoi darci alcuni esempi di come l'indipendenza influisce sulla vita dei migranti? Certamente, infatti noi sappiamo che molti migranti hanno varie difficoltà nei loro paesi d'origine a causa della povertà, dei conflitti, ma anche di violazioni dei diritti umani. Questi problemi vanno a causare una loro mancanza di indipendenza sia economica che politica. Quando loro vanno però in altri paesi vanno a riscontrare altri problemi, quali discriminazione e lotte contro l'indipendenza, quali sono le basi di una vita dignitosa. Quindi, come possiamo applicare il pensiero di Russo alla situazione attuale dei migranti? Dobbiamo considerare il pensiero di Russo come una lotta nei confronti delle disuguaglianze che spingono le persone a migrare. Questo significa andare contro a questioni politiche, economiche e sociali, non solo nei paesi d'origine ma anche quelli ospitanti. Nonostante ciò dobbiamo anche garantire uno stato di equità per i migranti e quindi donargli una indipendenza grazie alla quale possono vivere una vita molto più dignitosa e libera. Infine, quali azioni concrete possono essere intraprese per promuovere l'uguaglianza e l'indipendenza dei migranti? Noi dobbiamo lavorare per creare politiche pubbliche e iniziative internazionali proprio per affrontare le migrazioni forzate. Inoltre dobbiamo garantire ai migranti una equità sia nel campo dell'istruzione, ma anche dobbiamo garantire accesso all'assistenza sanitaria, ma anche a delle opportunità economiche. Ed è proprio per questo che andremo a creare un mondo molto più equo e indipendente per tutti. Grazie Gennaro per essere stato qui con noi. Grazie a voi.